Conferenza stampa stamani presso la Procura della Repubblica di Agrigento, presso il Tribunale, per illustrare i dettagli dell'operazione chiamata Waterloo, disarticolata un'associazione a delinquere in seno alla governance di Girgenti Acque SpA, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, eseguiti 8 fermi. Nella mattinata di oggi, infatti, i militari dell'Arma, dei Carabinieri, della Tutela per l'Ambiente, della Guardia di Finanza, del personale della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, in diverse province italiane hanno eseguito ben 8 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto a carico di altrettante persone ritenuti responsabili a vario titolo di reati di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, società in materia ambientale ed altro. Le indagini della Procura della Repubblica di Agrigento, coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai sostituti procuratori Paola Vetro, Sara Varazzi e Antonella Pandolfi, sotto la direzione del procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio, hanno permesso di accertare l'esistenza di un'associazione a delinquere che operava in seno alla governance della società Girgenti Acque SpA, che gestiva il servizio idrico integrato per la provincia di Agrigento. Al vertice del sodalizio criminale l'imprenditore agrigentino Marco Campione, già presidente del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque e amministratore di fatto delle società del cosiddetto gruppo Campione. Le indagini sono state condotte dalla polizia giudiziaria, hanno coniugato classiche procedure investigative, di intercettazioni telefoniche ambientali, di servizi di osservazione, controllo e pedinamento ad un'attenta attività di verifica di bilanci societari e di flussi finanziari. Oltre a Marco Campione, tra i fermati Gian Domenico Ponzo, Calogero Patti, Calogero Sala, Pietro Arnone, Piero Angelo Cutaia, Francesco Barrovecchio e Igino Della Volpe. Dottor Vella, allora le conclusioni di questa indagine su Girgenti Acque che dura ormai da tantissimi anni, oggi 8 fermi. Oggi 8 fermi non sono le conclusioni, è un primo punto che stiamo mettendo, aspettiamo la decisione del GIP che dovrà valutare le nostre richieste, ma non ci fermiamo qui. Dalle indagini quello che possiamo raccontare adesso è emerso un'associazione a delinquere di Colletti Bianchi che ha inquinato non soltanto l'ambiente della provincia di Agrigento, acque e suolo, ma che ha inquinato anche la vita politica, imprenditoriale, economica e sociale di questa provincia, gestendo decine di milioni di euro di capitali illeciti per cercare coperture, tutele illecite, per scambi clientelari, per favoritismi, inquinando tutto questo settore della provincia di Agrigento. Insomma, il numero 1 era Marco Campione, che gestiva insieme al CDA 2 aziende, Girgenti Acque, che travasava i soldi pubblici su Hydrotechnic, no? Il capo indiscusso di questa associazione, è inutile nasconderlo, è Campione Marco, che si avvaleva di uomini di fiducia anche con grandi competenze professionali che erano, diciamo, alle sue dipendenze sia nello svolgimento dell'attività lecita che illecita. E la sua merce di scambio era questo grande potere sia di carattere economico che diciamo, sulla possibilità di incidere sulla forza lavoro di questa provincia, visto che la Girgenti Acque è la prima azienda in provincia per numero di fatturato, circa 50 milioni di euro annui, sia la prima provincia, come sappiamo, per numero di dipendenti, quindi insomma era una portaerei. Fate anche gli utenti in che modo? In che senso? Qui i primi danneggiati sono i cittadini della provincia di Agrigento e io spero che avremo in questa indagine al nostro fianco i comuni che dovrebbero rappresentare e tutelare i loro cittadini. I cittadini venivano truffati con le bollette perché pagavano più di quanto dovevano e sono stati accertati con consulenze tecniche per decine di milioni di euro, pagavano servizi di depurazione che non venivano svolti, facevano il bagno anche in riserve regionali che erano inquinate grazie all'attività della Girgenti Acque di Campione e Marco e ricevevano servizi che riguardavano la distribuzione dell'acqua nelle condizioni che sapevamo. Non soltanto, ma dobbiamo ricordarci che anche i lavori che venivano svolti per la maggior parte da aziende del gruppo Campione, vediamo tutte le condizioni delle strade che vengono ricoperte dopo il passaggio delle tubature. Tutto questo non è
una sorta di maledizione biblica di questa provincia, ha nomi e cognomi e scelte precise che noi abbiamo tentato di mettere nella nostra richiesta. Un assumificio, si parla di Girgenti Acque come un assumificio, ma c'è un coinvolgimento del livello politico? Ci sono diversi politici coinvolti in questa vicenda, alcuni sono indagati, altri hanno chiesto e ottenuto favori dal gruppo criminale di Campione Marco. Non abbiamo accertato la controprestazione, quindi restano alle carte questa disponibilità anche di politici di livello nazionale che non configurano un reato, ma è chiaro che le coperture non erano soltanto della pubblica amministrazione, non erano soltanto dei professionisti che hanno svilito le loro competenze tecniche, ma vi erano anche della politica. Ecco, lei nel 2015 denunciò e evidenziò le tante negatività di Girgenti Acque. Lei ha detto nella conferenza stampa se si agiva allora, insomma, si sarebbero evitati altri danni. Nel 2015 vennero forniti dei chiari, gravi, precisi e concordanti elementi che delineavano già un tentativo e un rischio di infiltrazione del sistema amministrativo contabile della Girgenti Acque da parte di esponenti anche della criminalità organizzata. In quel contesto però, ahimè, la misura fu liberatoria e quindi diede poi via libera al gruppo Campione per potenziare ulteriormente il sistema criminale che aveva posto in essere attraverso le società del gruppo stesso. Il sistema si rafforzò ulteriormente in quanto non poté essere interrotta la convenzione trentennale che prevedeva appunto la fornitura del sistema idrico integrato. Questo ha determinato che se il sistema fosse stato interrotto nel 2015 un'indebita percezione di fatturato dell'ordine di circa 39 milioni di euro. Oggi la conclusione anche con la dichiarazione di fallimento delle aziende, no? La dichiarazione di fallimento, ahimè, condiziona un po' tutta l'indagine perché talune condotte, anche dal punto di vista dei reati societari, dal punto di vista dei reati fiscali, vanno ad essere ricondotti nell'ambito dell'alveo dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta, sia essa patrimoniale o anche semplicemente documentale. Naturalmente considerate che il sistema che ci riguarda è fondato su un certo numero di fermi di polizia giudiziaria che in quanto tale riposano naturalmente sul fatto che il giudice delle indagini preliminari possa suffragare il costrutto probatorio posto in essere dalla Procura di Agrigento per addirittura emettere dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il sistema del fermo DPG riposa su due elementi fondamentali, un quadro indiziario forte, preciso, concordante e il pericolo di fuga. Dalle evidenze probatorie c'era proprio entrambi gli elementi e quindi la necessità di intervenire anche per determinare una sorta di salto di qualità a quella che è il percorso investigativo posto in essere dalla Guardia di Finanza, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dall'Arma dei Carabinieri. È un treno in corsa. Noi a breve naturalmente, poiché nell'ottica dei cerchi concentrici, se talune ipotesi vengono suffragate dal giudice delle indagini preliminari, partiamo anche con ulteriori strumenti molto più invasivi. Arresti pure? Anche. Comandante Stingo, allora, le conclusioni di questa indagine, cui i carabinieri hanno lavorato in maniera particolare, diceva il procuratore, si è creato anche un pool blindato da fughe di notizie. Sì, è un'indagine molto importante perché è un'indagine i cui risultati vanno a tutela della comunità, a tutela dei nostri cittadini che in questa provincia spesso non usufruiscono dell'acqua pubblica, non hanno quasi mai acqua potabile, pagano delle tariffe molto più alte di quelle di alcune città metropolitane. Ecco perché l'Arma della Gente ha avviato questa attività investigativa, un'attività che nasce circa 6 anni fa, proprio per proteggere quello che è il patrimonio della nostra comunità, e cioè quello relativo alla salute e all'ambiente che ci circonda. Un danno ingente, un'acqua pubblica molto inquinata, altamente inquinata da elementi chimici che avevano e avranno sicuramente degli importanti riflessi sulla salute. Ecco, il riferimento è proprio questo: quando si parla di assumopoli, di assumificio, si evidenzia come ci sia stato da parte di quelli definiti dal procuratore i signori dell'acqua un tentativo di avvicinare in maniera subdola, quindi attraverso l'offerta di potenziali assunzioni di attività lavorative nei confronti di famiglie, a vantaggio di familiari di appartenenti alle forze
di polizia. È sicuramente un'immagine brutta, ma ciò che ne traiamo invece, ciò che ne dobbiamo trarre è l'immagine positiva, il fatto che riusciamo a fare pulizia, che riusciamo a individuare questi soggetti e riusciamo ad allontanarli dalle nostre istituzioni per renderle pure e per far sì che quella che nella nostra quotidianità ci deve accompagnare sia la necessità di proteggere le nostre comunità.